Ben ritrovati in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, è tutto dunque per questa edizione. Vi lasciamo a Barzellette e a seguire a Sicilia Cabaret. Una buona serata con la programmazione di Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Palermo, una bimba di 4 anni muore per difterite, la piccola non era vaccinata, la procura apre un'inchiesta, l'intervento della società di igiene, la tragedia richiama l'importanza della prevenzione anche nei casi di malattie rare. Abusi su minori, arrestato 18enne di nazionalità egiziana accusato di violenza sessuale su 2 ragazze in pieno centro a Campobasso e rinchiuso nel carcere di Trapani. Messina, trasferiti i 4 custodi di turno la sera del furto dei capolavori di Antonello. Rischiano il licenziamento. Intanto il CNR rivela che le opere hanno una specie di impronta scientifica che consentirebbe di riconoscerne l'autenticità nel caso venissero ritrovate. A Troina, nell'Ennese, incendi in una serie di terreni incolti a ridosso della statale che collega Catania. Minacciate anche alcune abitazioni rurali, fiamme domate solo nella serata di ieri. Agrigento, emergenza idrica. A Maddalusa case senza acqua da 2 mesi e mezzo. Le abitazioni sono originariamente abusive, ma i residenti pagano tasse, servizi e allacci. Calcio, Catania, sul mercato è ufficiale l'arrivo di Di Marco per il centrocampo. Il giocatore in prestito dal Torino con diritto di riscatto. Intanto continua la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro l'Inter Under 23. Prime parole rosanero di Gabriel Strefezza, sono già innamorato del Palermo, dice lussazione alla spalla per Joronen sul mercato, si lavora anche per un portiere. Di nuovo ben trovati, tragedia dunque a Palermo dove una bimba di 4 anni è morta in ospedale per difterite. Per volere dei genitori la piccola non era stata vaccinata. Ricoverato ma in condizioni non gravi anche un cuginetto della bambina. Il servizio è di Angelo Gagliano. La piccola è morta per insufficienza multiorgano, ma il progressivo aggravamento delle sue condizioni, secondo i sanitari, è stato provocato dal batterio della difterite. La piccola palermitana dello Zen non era stata immunizzata subito dopo la nascita per volere dei genitori, nonostante l'obbligatorietà in Italia del vaccino contro questa malattia, debellata nel nostro paese ormai da 10 anni. A certificare se a provocare il decesso della piccola sia stata la difterite saranno i risultati sui campioni inviati all'Istituto Superiore di Sanità. I medici del Di Cristina hanno fatto di tutto per salvarle la vita. La diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia in bambini autoctoni. Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, dall'ECMO al siero antidifterico, alla terapia endovena, alle terapie intensive più spinte. Abbiamo cercato anche attraverso l'emodialisi un particolare filtro che serve proprio per assorbire le tossine, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta, una bambina di 4 anni e mezzo. All'ospedale dei bambini è ricoverato anche un cuginetto della piccola che presenta gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni anche perché avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazione. La bimba inoltre ha 3 fratelli che l'ASP di Palermo, di concerto con l'ospedale civico, ha provveduto a vaccinare. Un calvario iniziato giovedì della scorsa settimana con l'arrivo al pronto soccorso del cervello, seguito dal ritorno a casa con diagnosi di tonsillite. La febbre alta e il peggioramento delle condizioni 2 giorni dopo ha reso necessario un nuovo ricovero, stavolta nella terapia intensiva dell'ospedale dei bambini. Sulla vicenda la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e sequestrato la salma, disposto anche l'autopsia che sarà effettuata nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. La stessa procura ha anche delegato i carabinieri per l'acquisizione delle cartelle cliniche e ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Ed era stata la pediatra della bambina che aveva lanciato l'allarme sollecitando i familiari al ricovero. I genitori della piccola, originari di un quartiere popolare di Palermo, non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato proprio
da una vaccinazione. Intanto si registra l'intervento della società di igiene. La tragedia di Palermo, si legge in una nota, richiama l'importanza delle vaccinazioni. A Catania, dopo 3 mesi di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Canizzaro, è morto Matteo Patti, il 65enne investito a Canalicchio all'incrocio tra le vie Nuovo Lucello e Caboto. L'incidente lo scorso 14 maggio. L'uomo è stato travolto da un'auto pirata mentre era in sella al suo scooter. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini video acquisite, l'auto coinvolta nell'incidente è stata individuata e sequestrata. Gli accertamenti investigativi e giudiziari proseguono. I carabinieri hanno arrestato un 18enne egiziano. L'accusa è quella di violenza sessuale su 2 minorenni a Campobasso in Molise. L'uomo nel frattempo aveva raggiunto la città di Trapani, dove è stato rinchiuso in carcere. Laura Spanò. Si trova rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani, il 18enne di nazionalità egiziana accusato della violenza sessuale di gruppo su 2 ragazzi minorenni avvenuta in pieno centro a Campobasso lo scorso 30 luglio. A eseguire il provvedimento del GIP del capoluogo molisano su richiesta della procura, i carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e della sezione operativa della compagnia di Trapani. Le indagini sull'episodio erano state avviate subito dopo la denuncia presentata dalle mamme delle 2 vittime, che avevano fornito una descrizione dei 2 autori dell'aggressione. Attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dopo aver ascoltato le vittime e alcuni testimoni, gli investigatori dell'Arma hanno raccolto una serie di indizi che hanno portato al 18enne, ora in carcere, scoprendo che lo stesso si era allontanato dal Molise per raggiungere la città di Trapani. Nel frattempo è stato anche individuato e fermato l'altro giovane coinvolto nell'aggressione. Si tratta di un connazionale minorenne nei cui confronti procede la procura del Tribunale per i minori. Ritorniamo a parlare del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Sono stati trasferiti ad altre sedi, in attesa di un eventuale provvedimento disciplinare, i 4 custodi del Museo di Messina. Intanto gli investigatori lavorano per ricostruire i fatti. Luca Ciriberti. I 4 custodi che erano in servizio al Museo regionale di Messina la sera del furto delle opere di Antonello da Messina sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali. I 4, 2 impiegate regionali e 2 ASU, sono già stati interrogati dai magistrati e per ora sono in ferie, ma non rientreranno al lavoro nel museo. Nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento non appena il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Le indagini proseguono e gli inquirenti sono concentrati proprio sul ruolo dei custodi e su quello di un possibile basista. La loro attività di quella sera è centrale per ricostruire la clamorosa rapina. C'è un buco nero di 15 minuti nel film del colpo di Ferragosto. Le telecamere interne alle 20:47 avrebbero ripreso i ladri mentre distruggevano la teca che custodiva una delle 6 opere rubate. 2 verranno abbandonate poco dopo. Alle 21:02 nella sala operativa del numero unico per le emergenze arriva questa telefonata di una cittadina che contatta il 112 per avvisare che 2 tavole erano poggiate su un marciapiede laterale all'ingresso del museo. Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza? Salve, senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, a fianco al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua, momentaneamente. Dopo 10 minuti la volante è già sul posto. Sono stati gli stessi agenti ad avvisare i custodi che all'interno del museo era stato perpetrato un furto. Eppure l'allarme ha funzionato e sembra che sia scattato quando sono stati forzati gli ingressi, ma non è stato subito disattivato da qualcuno. Ha funzionato anche l'impianto di videosorveglianza. Sembra poi che le grate di Velte, ipotizzate inizialmente come via d'uscita, erano state danneggiate da tempo. Gli investigatori stanno analizzando tutte le possibili vie di fuga dei ladri e lavorano per risalire all'identità dei responsabili. Secondo quanto trapelato, i rapinatori avrebbero lasciato diverse tracce. Il procuratore di Messina, Antonio D'Amato, non si sente di escludere alcuna pista. E le opere di Antonello da Messina rubate nei giorni scorsi hanno una sorta di impronta scientifica che consentirebbe di riconoscerne l'autenticità nel caso venissero ritrovate, così come attesta anche il CNR. Nel 2018 le opere trafugate al Museo regionale di Messina sono state oggetto di una campagna di documentazione diagnostica completa che può fornire una sorta di impronta vera e propria delle tavole.
Intanto, come abbiamo sentito dal servizio, 2 dei capolavori di Antonello da Messina trafugati dai ladri sono stati abbandonati proprio nella fuga. Notarli per prima una donna, Elisabetta Bonfato, l'ha intervistata Ilaria Mangano. Sera di Ferragosto, mentre rincasavo con la mia famiglia nei pressi del Museo di Messina, versante Viale Annunziata, appoggiati appena ad una ringhiera ho notato i dipinti di Antonello da Messina. Non riuscivo a credere ai miei occhi. È stata lei a capire che qualcosa non andava e a chiamare per primo il 112, una telefonata che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Mi sono resa conto della grandezza delle opere che stavo osservando e, circondata dal buio e dal totale silenzio, ho sgranato allora gli occhi per osservare anche l'ambiente circostante, però non c'era nessuno. All'inizio ha pensato di essersi sbagliata. Elisabetta però non si è limitata a dare l'allarme. Ha scelto di restare lì, accanto ai dipinti, ad aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Sentita veramente in quel momento responsabile, e quindi ho trascorso il mio Ferragosto con questi 2 grandi capolavori artistici. Ho sentito il dovere morale di custodirli, soprattutto per le future generazioni e per l'amore che nutro per la mia terra, i miei concittadini e la nostra cultura. Domato, solo nel tardo pomeriggio di ieri, un vasto incendio che ha interessato le campagne a Valle di Troina, nell'Ennese. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni rurali. Il servizio è di Salvo Calaciura. Un incendio è divampato nelle contrade Liso e Sant'Antonio a valle dell'abitato di Troina nell'Ennese a ridosso della SS 575 Troina-Catania. Fiamme alte, una densa colonna di fumo visibile a distanza e il fuoco che arriva fino alla strada statale. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti. In fumo diversi ettari di terreno tra sterpaglie e arbusti. Il fronte delle fiamme, alimentato dalla vegetazione secca, ha lambito alcune abitazioni rurali messe in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e della forestale. Il rogo ha raggiunto anche la strada statale con fumo e fiamme che hanno reso difficoltosa la circolazione. Per contenere l'avanzata dell'incendio è stato necessario inoltre l'intervento dall'alto di ben 3 elicotteri. La situazione ha fatto scattare anche le misure precauzionali. La struttura sanitaria dell'Irxi Oasi, d'intesa con vigili del fuoco e protezione civile, è stata messa in preallerta, pronta ad attivare le procedure necessarie in caso di un eventuale avvicinamento del fronte dell'incendio. Le fiamme hanno inoltre interessato tralicci e linee elettriche presenti nella zona, sul posto anche carabinieri e polizia per garantire la sicurezza e supportare le operazioni. L'incendio è stato domato nel tardo pomeriggio. Ritorniamo a Palermo per parlare dell'omicidio allo Zen di Ferragosto. Restano in carcere i 3 indagati per il delitto di cui è stato vittima un uomo di 45 anni. Pesano i gravi indizi di colpevolezza e il rischio di inquinamento delle prove. Adelaide Barbagallo. Restano in carcere i 3 indagati per l'omicidio di Vito Genovese, il fattorino di 45 anni ucciso nella notte di Ferragosto nel quartiere Zen di Palermo, nonostante la mancata convalida del fermo per l'assenza del pericolo di fuga. Lo hanno deciso i giudici delle indagini preliminari. Per il maggiorenne Paolo Puleo e per i 2 complici sedicenni pesano i gravi indizi di colpevolezza e il rischio di inquinamento delle prove. Il delitto sotto casa della vittima. Genovese sorprende i 3 mentre tentano di scassinare il suo box auto. Ne nasce una violenta lite. Il 45enne viene aggredito brutalmente a colpi di casco e colpito al petto con un cacciavite. Inutili tentativi di difesa, così come l'intervento del cognato della vittima, Domenico Danna, rimasto ferito nell'aggressione. Per quest'ultimo episodio l'accusa è stata alleggerita da tentato omicidio a lesioni personali. Durante gli interrogatori, Puleo e uno dei minorenni hanno provato a difendersi parlando di una reazione a un'aggressione e negando di aver colpito l'uomo, mentre il terzo indagato ha scelto di tacere. Una versione che non ha convinto i giudici. Per tutti e 3 le porte del carcere restano dunque chiuse. A Siracusa ha fermato un uomo che è stato accusato del duplice tentato omicidio il 13 agosto di 2 persone, padre e figlio, che mentre viaggiavano a bordo di un'ape
Calessino erano stati colpiti da proiettili esplosi a distanza ravvicinata con un fucile a canne mozze. Gli investigatori hanno utilizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e si sono avvalsi delle dichiarazioni dei testimoni. Il ricercato si è presentato in una struttura penitenziaria dove gli agenti hanno eseguito il fermo. E restiamo sempre a Siracusa, alla borgata di Santa Lucia, stiamo parlando proprio del centro della città aretusea. È ancora emergenza sicurezza. I residenti invocano più controlli, intanto è stato fermato un uomo che passeggiava con in mano un coltello. Francesco Aloi. Dall'abbandono del rifiuto, risse, ubriachi, persone diciamo discutibili, gente che urina per strada, di tutto, spazzatura che troviamo sui gradini. Camminata spavalda in mezzo alla strada con un coltello a serramanico bene in vista. Potrebbe essere questa la fotografia di quello che si vive alla borgata Santa Lucia, secondo centro storico di Siracusa. Ero al bar con un collega, abbiamo immediatamente chiamato il 112, la cui questura ha fatto intervenire le volanti che hanno provveduto a bloccarlo e a disarmarlo. Chiunque qui denuncia quello che si ripete ogni giorno al calar del sole, non solo. Molti però hanno paura di ritorsioni, per questo c'è chi preferisce parlare a microfoni spenti o senza farsi riprendere in volto, ma c'è anche chi non ha alcuna paura e ci mette la faccia. Non si può uscire, le mamme non portano più i bambini neanche in piazza a giocare, le risse, gli immigrati, gli ubriachi, non c'è più sicurezza come una volta. Una volta io a 50 anni che sto qui si stava molto meglio. Negli ultimi mesi le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Alcuni giorni fa il questore ha disposto la chiusura di un locale per 2 settimane. Qui, come dicono molti residenti, si veniva per bere alcolici e tra un bicchiere e l'altro scoppiavano risse. Ma tutto questo sembra non bastare. La percezione di sicurezza resta bassa. Lui sta rischiando di perdere la licenza per colpa di queste persone. Emergenza idrica in Sicilia, a Maddalusa, frazione balneare di Agrigento. Da più di 2 mesi i residenti, pensate, non hanno l'acqua. Davide Sardo. A Maddalusa, quartiere balneare di Agrigento, sono 105 giorni senza acqua. Dal 9 maggio i rubinetti sono rimasti a secco dopo la fine dello stato d'emergenza idrica in Sicilia. Una situazione che riguarda le abitazioni realizzate abusivamente circa 50 anni fa nella zona A del Parco Archeologico della Valle dei Templi, area sottoposta a vincoli urbanistici e paesaggistici. Con la legge regionale di sanatoria 3785 che prescriveva a coloro che avevano costruito in queste zone di accatastare le case, noi abbiamo fatto regolarmente, paghiamo e siamo assoggettati a tutti gli oneri, a tutte le tassazioni regionali, statali, comunali, eccetera. Gli immobili che non sono in regola dal punto di vista urbanistico non possono stipulare un contratto con il gestore del servizio idrico e senza contratto, secondo le disposizioni applicate, non possono essere riforniti neppure attraverso le autobotti. Hanno passato qualche mese addietro la fibra ottica realizzata con fondi del PNRR. E quindi non si capisce per quale motivo l'AICA non possa stipulare contratti con gli abitanti di questo rione, di questo quartiere. Secondo il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, gli immobili abusivi presenti a Maddalusa sono 364. A Maddalusa, dopo 105 giorni, resta così irrisolto il problema tra abusivismo edilizio, rispetto della legalità e diritto a un bene essenziale, l'acqua. Adesso la pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con la pagina sportiva. Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale dedicato allo sport, al calcio. È stato ufficializzato ieri un altro rinforzo per il Catania. Si tratta del centrocampista Tommaso Di Marco. Arriva in prestito dal Torino. Intanto la squadra prepara l'esordio con l'Inter Under 23, segnando 5 gol in un test con la Primavera. Sentiamo Sergio Colosi.
Tommaso Di Marco, 23 anni, è un nuovo rinforzo a centrocampo del Catania. Di proprietà del Torino, dove è cresciuto calcisticamente, ha giocato la scorsa stagione in Serie C a Ravenna, totalizzando 24 presenze, 3 gol e 2 assist. Trattativa conclusa a titolo temporaneo con diritto di opzione. Di Marco ha disputato anche 58 gare nella Virtus Francavilla e 7 con 2 reti nella Feralpi Salò, 4 incontri in B nella Juve Stabia. A Dini è interessato il Guidonia, a Di Gennaro il Casarano, che ha offerto un contratto biennale. Intoccabile Cicciarelli, potrebbe andare via Gimenez. A Pescara si è trasferito l'ex rossazzurro d'Ausilio. Test con la primavera per il Catania in vista del debutto in campionato in programma domenica al Massimino contro l'Inter Under 23. Dalle 17:30 su Telecolor, 3 ore live con diretta stadio. Al Valentino Mazzola di Mister Bianco, dove i rossazzurri lavorano in questi giorni, è finita 5-0 con gol di Liguori, tornato a Catania dopo una precedente esperienza nel 2019 del capitano Cicciarelli su rigore e Pagliai nel primo tempo. Nella ripresa a segno Catania e Amendola. A Palermo intanto è stato presentato ufficialmente Gabriel Strefezza. Sono innamorato del progetto rosanero, ha detto. Per Joronen intanto lussazione alla spalla destra, sul mercato si lavora per un portiere. Marco Gulla. Mi sono innamorato subito del progetto del Palermo. Gabriel Strefezza si presenta così ai suoi nuovi tifosi, raccontando le sensazioni dei primi giorni rosanero e spiegando quanto sia stata forte la sua convinzione di accettare la proposta del club. La presentazione oggi al centro sportivo di Torretta. Mi hanno fatto vedere il progetto che c'era e mi sono innamorato subito. Dopo conoscevo già la piazza, no? I tifosi, la storia di questo club, e quindi quando mi hanno chiamato volevo venire subito perché ho tanta voglia di fare bene, di aiutare la squadra, e penso che era il momento giusto per fare questo progetto in questo momento della mia carriera. Strefezza mette benzina nel motore, però non è certo che domenica contro la Juve Stabia possa partire dal primo minuto. È stato un'estate un po' particolare perché ero praticamente fuori rosa all'Olympiakos e quindi mi allenavo da solo, no? Quindi è stato un po' particolare, però sto mettendo i minuti nelle gambe, mi sto allenando al massimo per prendere il 100% delle forme e penso che tra qualche giorno, qualche settimana sono 100%. Yes, Joronen intanto è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione della spalla destra, un infortunio che costringerà il finlandese a fermarsi per diverso tempo. Probabilmente il direttore sportivo Carlo Osti dovrà accelerare per arrivare a Perin o Semper. Bene, tutto per questa edizione, la prossima è alle 13:30, vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dal collega Orazio Longo. Grazie per averci seguito, una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.